Lavori pubblici. È stata avviata l'operazione di riempimento del buco del Lido in tempo con l'apertura della Mostra del Cinema. A Mestre è stata inaugurata la nuova Via Rosa in pieno centro, mentre a Venezia si è tenuto un confronto con i commercianti e i progettisti su Ruga degli Oresi. I cantieri attualmente aperti vengono costantemente monitorati, così come i lavori sul ponte di Rialto, zona in cui si è definito il progetto per la riqualificazione degli arredi della pescheria, oltre che quello per il ponte delle Vacche a San Giobbe. A Lido si è proceduto al miglioramento dell'arredo a Santa Maria Elisabetta e in Gran Viale, mentre per l'area di via Poerio si è definita una nuova progettazione in modifica di quella esecutiva, con incluso adeguamento piste ciclabili e manutenzione straordinaria strade e rive prospicienti. Si sta lavorando al recupero e al riutilizzo dell'ex emeroteca di Mestre, con il coinvolgimento dei privati. Sono stati effettuati i sopralluoghi nelle scuole e sono stati stanziati i primi 200.000 euro per le opere di manutenzione più urgenti. E in vista della Venice Marathon si è avviato il progetto per la riduzione delle barriere architettoniche. Sono stati stanziati 500.000 euro per il ripristino funzionale, adeguamenti e messa a norma dell'edilizia comunale della terraferma.